Buongiorno a tutti, ringrazio tutti quelli che sono venuti a partecipare quest'oggi a questa ricorrenza, in particolare tutti quelli che l'hanno organizzata, la banda che è arrivata e il nostro Donaldo che è venuto pur influenzato, che Dio ce lo mantenga. Studierete ancora che la guerra del 15-18, definita la Grande Guerra, interessò in maniera devastante le popolazioni civili, in particolare le popolazioni della nostra regione che vivevano vicino al corso del Piave. Queste persone si trovarono a subire la terribile esperienza dello spogliamento a causa degli sfondamenti del fronte arrestatosi lungo il fiume dopo la rotta di Caporetto del 17. Furono per lo più donne, vecchie e bambini che dovettero lasciare i loro paesi, patire la fame e abbandonare in fretta e furia le loro case per cercare riparo altrove. Il giorno in cui la guerra ebbe finalmente fine era appunto il 4 novembre del 18. Alle 3 del pomeriggio, per effetto dell'armistizio firmato dagli austriaci a Villa Giusti presso Padova, la guerra cessò. In seguito, in tutti i paesi d'Europa sorsero i monumenti commemorativi, destinati sia a ricordare quanti avevano perso la vita in nome di ideali nazionali, sia ad essere un monito per evitare il ripetersi delle barbarie del passato. Questi monumenti li avrete certamente visti anche nel nostro comune. Ricordo quello di Ponzano, incrocio tra via Livello e via Minelli, vicino a Finta Castallo. Merlengo, fronte laterale della chiesa. Palermo, chiesa del Sacrato. E la chiesetta di San Gaetano, in memoria di tutti i caduti delle frazioni. L'amministrazione vuole dare risalto e onore a tutti i monumenti delle frazioni. Risalto e dignità. Credo che nessun uomo voglia la guerra, tuttavia i fatti dimostrano che anche oggi le guerre continuano. In questo momento ci sono più di 30 conflitti in vari paesi del mondo, nei quali spesso sono presenti anche dei contingenti italiani con missioni di pace. È giusto pertanto ricordare le forze armate. Fortunatamente oggi la loro funzione è molto cambiata. I compiti principali si svolgono ora al servizio della sicurezza interna e della pace internazionale. Anche in queste missioni tese a difendere il diritto di ogni persona ad una vita libera e pacifica, non dobbiamo nasconderselo, i rischi restano alti. Per questo rivolgo alle forze armate, nel giorno della loro festa, della nostra festa, un augurio particolarmente vivo e sentito. A tutti i militari vorrei dire che vi siamo vicini, con attenta considerazione e riconoscenza. Vorrei infine ricordare il ruolo del nostro Paese, oggi inserito nel più ampio contesto europeo. Mantenere il valore e il gusto di essere italiani è il modo migliore per essere riconosciuti e avere peso nelle scelte da prendere. Mantenere l'identità non significa chiusura, paura, egoismo, ma piena consapevolezza di essere un paese che ha una storia, lunga storia, un'antica cultura e delle tradizioni radicate. Un paese che fonda il suo essere sui principi fondamentali della Costituzione e sul rispetto delle leggi. Riconoscere l'insieme dei valori condivisi e i percorsi già tracciati è la strada per garantire il futuro del nostro Paese. Riconoscersi infine nei simboli come il nostro tricolore e ribadire la nostra storia in omaggio della patria, terra dei padri, è l'unica vera strada per permettere a chi è arrivato
a comprendere il significato vero della parola integrazione. Guai a chi mette in discussione i valori del nostro tricolore. E guai a chi pensa di risolvere con una semplice sentenza migliaia di anni vissuti nei principi di generosità ed altruismo che il nostro crociccio a tutti rappresenta. Viva le forze armate, viva il comune di Ponzano Veneta.